Primo caso in Sicilia a Palermo, quarantene anche ad Agrigento, supermercati svuotati, troppa confusione e poca informazione. Non convince la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 32enne agrigentino Giuseppe Terrosi, disposto autopsia, interrogato l'automobilista. Operazione Festa in maschera, scoperto supermarket della droga, 11 arresti, operazione Torro, 23 arresti per 23 omicidi. Oggi è San Gerlando, santo patrono di Agrigento e Porto Empedocle, famoso per la riorganizzazione della diocesi dopo la lunga occupazione musulmana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il coronavirus arriva a Palermo, una turista di Bergamo positiva ai primi test. Oggi il presidente Musumeci volerà a Roma per un vertice con il premier Giuseppe Conte. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche a Palermo abbiamo un sospetto caso di coronavirus che è risultato tale dall'esame del tampone faringeo. A comunicarlo il presidente della regione Nello Musumeci in un suo comunicato stampa che in stretto contatto con il sindaco di Palermo Orlando e il prefetto De Miro glielo hanno confermato stanotte. Si tratta di una donna di origine bergamasca presente in Sicilia assieme a una comitiva turistica arrivata a Palermo prima dell'inizio dell'emergenza in Lombardia. La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito così di determinare le seguenti azioni. È stato subito allertato il 118 e confinata la persona insieme al marito, quindi ripetuto 2 volte l'esame di laboratorio e in conseguenza del risultato sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo. Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati, afferma Musumeci, dalla notte a mettere in atto le procedure previste che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni. Una conferenza stampa si è svolta ieri sera al Palazzo della Regione a Catania sull'emergenza coronavirus, cui hanno partecipato l'assessore alla salute Ruggero Razza, il presidente dell'ANCI Sicilia Leoluca Orlando, il capo della protezione civile regionale Calogero Foti, indetta dal presidente della regione Nello Musumeci. Il governatore ha annunciato inoltre che oggi parteciperà al vertice convocato a Roma dal premier Giuseppe Conte, aperto ai presidenti delle regioni. Al tavolo nazionale Musumeci porrà anche il tema del danno economico che le imprese siciliane stanno subendo in questi giorni, raccogliendo l'appello lanciato in questo senso dalle organizzazioni di categoria. A tal riguardo vogliamo ricordare che anche l'onorevole Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, ha sollecitato al presidente Musumeci un provvedimento simile, un ristoro per le aziende agrigentine penalizzate per il mancato svolgimento della festa del mandorlo in fiore, così come chiesto ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto. Chiederò, ha affermato il presidente Musumeci, al governo nazionale di potenziare le attività di controllo sui passeggeri in arrivo in Sicilia, negli aeroporti e nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nel terminal bus dello Stretto. Le misure fin qui adottate presentano gravi carenze che ci lasciano alquanto perplessi. Curare la pulizia, l'igiene personale, penso soprattutto a lavarsi le mani, ad evitare di dover rimanere in luoghi chiusi e affollati e stiamo avanzando al governo nazionale alcune precise richieste. Noi siamo convinti che bisogna accentuare i controlli sulle persone che arrivano in Sicilia col treno, con l'aereo e con le navi. Non mi pare che questo servizio sia stato finora effettuato in maniera accurata, può anche non servire per carità, ma non dobbiamo tralasciare assolutamente nulla. E poi le misure da adottare per le imprese che inevitabilmente subiranno dei danni. Quale misura pensa di approntare il governo nazionale? Domani parteciperò alla seduta dell'unità di crisi col Consiglio dei Ministri per dare queste risposte assieme a tante altre risposte che attendono i sindaci della Sicilia. Ne abbiamo parlato con l'assessore Razza e con il sindaco Orlando in quanto presidente dell'ANCI, proprio perché vorremmo che il linguaggio, la strategia, i comportamenti possano essere coerenti e omogenei
evitiamo fughe in avanti, evitiamo sciocchi protagonismi. È un momento difficile, ma non dobbiamo assolutamente avere paura, che è e rimane il nostro peggiore nemico. Con il presidente dell'ANCI Sicilia, onorevole Orlando, abbiamo concordato di fornire a tutti i sindaci dell'isola le necessarie indicazioni subito dopo il confronto di oggi che avremo con il governo nazionale. Al tempo stesso ritengo necessario, afferma Musumeci, un confronto anche con i prefetti dell'isola, che penso di vedere nelle prossime ore. Quando eventuali arrivi di navi con migranti sulle coste siciliane, ha dichiarato Musumeci, appare indispensabile il governatore che l'obbligatorio periodo di quarantena venga effettuato a bordo con tutti i necessari controlli sanitari approntati dalle autorità competenti. Che vuole verificare, ecco, a chi si può rivolgere? Allora, prima condotta, chiamare il 1500, che è il numero nazionale messo a disposizione dal Ministero della Salute, dove si potranno ricevere le informazioni necessarie. La Regione Siciliana sta prevedendo anche ad un proprio numero verde, i cui recapiti verranno diffusi domani, e al quale sarà possibile trovare anche personale medico che risponde. C'è poi una naturale azione, che è quella lì di parlare con il proprio medico di famiglia, il medico di medicina generale, al quale rivolgersi per ogni chiarimento. Ciò che bisogna evitare di fare è recarsi direttamente in ospedale, ma passare sempre dal filtro o del call center dei numeri verdi o del numero dell'emergenza 112, sempre e comunque rivolgersi al proprio medico di famiglia. Noi siamo tutti inquieti, l'inquietudine è propria di chi ha a cuore qualche cosa ma sta facendo qualcosa per risolvere il problema. Vorremmo che tutti i cittadini avessero cura di se stessi, avessero cura della propria igiene personale, seguendo le indicazioni che sono chiarissime, che sono state diffuse e che come sindaci stiamo diffondendo anche sui social, il decalogo prescritto dal Governo nazionale e dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono i soggetti competenti per evitare la preoccupazione, che poi diventa paura, affidata a qualche idea stravagante di qualche sedicente esperto. Atteniamoci agli organi istituzionali che sono esperti tecnicamente, credo sia il modo migliore per affrontare passo dopo passo le tante emergenze che questa vicenda sta provocando. Io invito tutti ad avere cura di sé e invito anche tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le aziende private di avere cura di sé. Circa il 95% delle persone infette dal coronavirus risponde con la guarigione, ma anche in provincia di Agrigento si registrano i primi casi di quarantena. A Santo Stefano Quisquina sono 3 le persone momentaneamente isolate e anche 3 uomini delle forze dell'ordine in servizio ad Agrigento. La psicosi, la coronavirus fa comunque scattare l'assalto ai supermercati. Vediamo. Il prefetto di Agrigento ha predisposto attraverso un suo comunicato inviato ai sindaci della provincia che chi è stato nei comuni a rischio del nord lo deve comunicare tempestivamente alle autorità sanitarie, riprendendo così i dettami di un decreto ministeriale sull'emergenza coronavirus. Gli individui che dal 1 febbraio, afferma il prefetto Dario Caputo, sono transitati nei comuni di Bortonico, Casal Pusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno in particolare, Fombio, Maleo, San Floriano, Samaglia, Terranova del Passerini, in Lombardia e Voi in Veneto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento della Prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dell'adozione delle misure necessarie, ivi compresa quella della permanenza domiciliare con sorveglianza. Intanto lo stesso Ministero della Sanità ha comunicato i 10 comportamenti da seguire per una giusta prevenzione: lavarsi spesso le mani, evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezione respiratoria, non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani, coprire la bocca e il naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali né antibiotici se non prescritti obbligatoriamente dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sa di essere malato o si assistono persone malate. I prodotti e i pacchi ricevuti che sono made in Cina non sono pericolosi. Contattare il numero verde 1500 se si ha la febbre o la tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Infine c'è da dire che gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. E sempre restando in tema
di coronavirus, con una lettera inviata al sindaco della città di Agrigento e messa a conoscenza del prefetto, le organizzazioni sindacali, gli albergatori agrigentini aderenti a Confcommercio, Confesercenti, Consorzio Turistico chiedono un'immediata convocazione del tavolo di crisi del turismo. Nella lettera si evidenzia come, a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione sanitaria nazionale, alle misure del Consiglio dei Ministri volte al contenimento e alla non diffusione del coronavirus, ma soprattutto alle negative ripercussioni economiche che si sono già registrate dopo la decisione di annullare l'evento del Mandorlo in Fiore, che ha fatto precipitare repentinamente la situazione, con annullamenti non solo legati al Mandorlo, ma anche per i mesi a venire. Situazione questa che certamente non lascia presagire nulla di buono per la stagione che tutti aspettavamo, al fine di riattivare i contratti con i lavoratori che ora sono seriamente a rischio. Nel frattempo l'ASP di Agrigento ha convocato un tavolo tecnico permanente per fronteggiare i rischi potenziali legati all'infezione da coronavirus. Il direttore generale Mazzara e il direttore sanitario Mancuso hanno chiamato a raccolta i direttori dei 7 distretti sanitari, i direttori sanitari dei presidi ospedalieri provinciali, ma anche il rappresentante dell'Ordine dei Medici, dei farmacisti, del 118, oltre che diversi dirigenti e direttori di servizi aziendali competenti per ambito disciplinare. L'obiettivo è quello di fornire indicazioni operative sulle strategie già adottate e su quelle da porre in essere per fronteggiare efficacemente ogni necessità, secondo quanto disposto dalle linee guida ministeriali in materia di azioni di contrasto al Covid-19. Il tavolo tecnico ha delineato l'importanza della cooperazione attiva tra i professionisti ospedalieri del territorio al fine di fare squadra attraverso la condivisione di protocolli operativi al dialogo continuo. In quest'ottica è certamente fondamentale il confronto sinergico avviato con tutte le organizzazioni e gli organi competenti. Nel corso dell'incontro è emerso altresì come l'ASP di Agrigento sia già orientata a gestire rischi potenziali e pronta a ottimizzare al meglio le proprie risorse umane e strutturali, sia ricettiva a ogni indicazione ministeriale. Intenso e certamente produttivo è il dialogo che i vertici aziendali stanno conducendo giornalmente con la Prefettura di Agrigento, con le autorità locali. Al centro vi è la tutela della salute dei cittadini, chiamati anch'essi a cooperare attivamente attraverso le note pratiche di buona condotta igienico-sanitaria e l'invito a non sovraffollare gli ospedali, riducendo le visite a parenti e familiari ricoverati nei vari reparti. Posti esauriti e prezzi alle stelle. Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, fioccano le segnalazioni degli utenti siciliani che, ancora una volta, devono pagare il salatissimo prezzo del caro voli aerei per la Sicilia. Siamo di fronte all'ennesima ingiustificata speculazione delle compagnie aeree sulla pelle di un'intera regione. Interviene così il commissario regionale dell'Unione per la difesa dei consumatori, Marco Corsaro, a seguito della notizia di stampa relativa all'epidemia che ha portato l'Italia a essere il terzo paese al mondo per numero di contagiati. Nelle ultime ore, infatti, sono tantissimi i giovani siciliani residenti per motivi di studio o lavoro nelle regioni colpite dal coronavirus che hanno deciso di rientrare in Sicilia dopo la sospensione delle lezioni nelle università. La sorpresa più amara per loro non è stata solo il rischio del virus, ma anche le proibitive tariffe, fuori dalle medie di stagione, che superano anche 400 euro da aeroporti come Milano, Bergamo, Venezia, verso Palermo e Catania. L'Udicon, con i suoi sportelli in tutta la Sicilia, rimane comunque a disposizione dei consumatori vessati dal caro volo per tutte le iniziative del caso, nonché per le pratiche di rimborso che spettano a coloro che rinunciano a viaggiare per l'emergenza coronavirus. Qualcosa sembra non convincere nella ricostruzione della dinamica dell'incidente che è costato la vita nella notte fra venerdì e sabato al 32enne di Agrigento Giuseppe Terrosi. Il pubblico ministero Sara Varazzi ha disposto l'autopsia per accertare con precisione le cause del decesso del giovane. Il GIP Luisa Turco interroga l'automobilista 49enne Maurizio Modica, arrestato e poi sottoposto ai domiciliari per l'accusa di omicidio stradale. L'indagato aveva un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge. C'è il servizio.
I carabinieri di Agrigento hanno arrestato l'automobilista 49enne che era alla guida della Peugeot 207 che nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è schiantata contro un muro a San Leone. Nello schianto ha perso la vita il 32enne Giuseppe Terrosi. Il giovane abitava nel quartiere di Fontanelle. L'auto si è schiantata contro un muro nei pressi delle vie dei Borboni e Teatro Tenda tra il viale Cannatello e San Leone. Il ragazzo si trovava seduto sui sedili posteriori dell'auto che per causa in corso di accertamento ha finito la sua corsa contro il muro. Nell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, sono rimasti feriti altri 3 amici della vittima che erano dentro l'auto. Alla guida del mezzo c'era Maurizio Modica. Il conducente, in ospedale dove si trova al momento piantonato, è stato sottoposto agli esami ematici dai quali è emerso che si era messo alla guida in stato di ubriachezza. Il pubblico ministero Sara Varazzi, che conduce l'indagine con il coordinamento del procuratore Luigi Patronaggio, ha disposto nell'attesa della convalida gli arresti domiciliari. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo che si trovava a fare jogging a Villa Bonfiglia d'Agrigento si è accasciato all'improvviso, ha perso i sensi ed è morto. Sono scattati quasi nelle immediatezze soccorsi, ma per il 63enne non c'era più niente da fare sul posto, si sono precipitati i poliziotti della sezione volanti. Vittima molto probabilmente di un infarto è Maurizio Bognanni, agrigentino insegnante per tanti anni a Porto Empedocle, attore e pittore. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Operazione Festa in maschera, scoperto supermarket della droga, 11 le persone coinvolte accusate di essere promotori e membri di un'organizzazione criminale che gestiva un lucroso traffico di cocaina, hashish e marijuana tra Calabria e Sicilia. I dettagli nel servizio. Alle prime luci dell'alba, i militari della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti, 5 dei quali in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari della misura restrittiva sono ritenuti promotori e membri di un'organizzazione criminale che gestiva un lucroso traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana sull'asse tra la Sicilia e la Calabria. È stato accertato anche come 9 degli 11 destinatari del provvedimento cautelare facciano parte di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, nonché un soggetto addirittura quale diretto interessato. Su tale aspetto verranno avviati mirati approfondimenti finalizzati a verificare la liceità della percezione del relativo sussidio. Le indagini condotte dai militari del gruppo di Messina e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica della Città dello Stretto hanno preso il via dagli approfondimenti avviati a seguito dell'arresto effettuato il 26 settembre del 2018 di 2 soggetti messinesi sorpresi agli imbarcaderi dei traghetti privati mentre trasportavano oltre 2,4 kg di cocaina e un modesto quantitativo di hashish sulla rotta dalla Calabria a Messina. La sostanza stupefacente era abilmente occultata nelle fiancate dell'auto. Tenuto conto dell'ingente quantitativo di stupefacente, gli investigatori hanno subito ritenuto che l'attività di spaccio dei 2 rientrasse in un contesto delinquenziale molto più ampio. Sulla scorta dei preliminari approfondimenti di indagine sono state avviate così mirate indagini tecniche che hanno consentito di scoprire l'esistenza di un'articolata associazione a delinquere finalizzata proprio al traffico e allo spaccio di stupefacenti che aveva la sua base nel rione Giostra di Messina, dotata di stabili canali di approvvigionamento in Calabria, a Catania e nella stessa città di Messina. In questo contesto, nei giorni successivi, le Fiamme Gialle peloritane hanno arrestato un 24enne messinese, oggi destinatario del provvedimento di cattura, in quanto sorpreso al rientro da Catania a bordo di un'auto noleggiata in possesso di 5 kg di marijuana. I finanzieri hanno anche fatto irruzione nell'abitazione di un 37enne, anch'esso oggi nuovamente tratto in arresto, sita nel rione Giostra di Messina, sorprendendo 2 fornitori catanesi, nonché, oltre al proprietario dell'abitazione, il capo e il promotore dell'organizzazione, sequestrando ulteriori 5 kg di marijuana. Il gruppo criminale, emerso dalle indagini, aveva di fatto impiantato in un'abitazione sita nel rione di Giostra a Messina un servizio di distribuzione di droga operativo 24 ore su 24, grazie ad un ingegnoso sistema di turnazione tra gli spacciatori che si alternavano ai padroni di casa, un vero e proprio supermarket dello stupefacente con tanto di stipendi mensili. Nel corso dell'intera indagine sono stati sequestrati oltre 2 kg di cocaina, 10 tra marijuana e hashish, nonché tratti in arresto in flagranza di reato 8 soggetti e accertati oltre 2.500 episodi di spaccio nel breve periodo da novembre 2018 a febbraio 2019.
Operazione Tor, 23 arresti per 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni 80 al 2007. L'operazione dei Carabinieri di Catania. Vediamo. Su delega della Procura distrettuale antimafia di Catania, i Carabinieri del Rosse hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 23 appartenenti alla famiglia Santa Paola Ercolano. Il provvedimento è scaturito da un'attività articolata di indagine avente ad oggetto 23 omicidi, tra cui un triplice omicidio, 2 duplici omicidi e complessivi 3 casi di cosiddetta lupara bianca, commessi tra la fine degli anni 80 e il settembre del 2007. L'indagine, denominata Tor, è stata avviata nell'aprile del 2018, all'indomani della collaborazione con la giustizia di Francesco Squillaci, già uomo d'onore della famiglia Santa Paola Ercolano, le cui propalazioni hanno consentito di riscontrare quelle rese nel tempo da Maurizio Avola, Umberto Di Fazio, Natale Di Raimondo, Fortunato Indelicato, Santo La Causa, Ferdinando Maccarrone, Fabrizio Nizza, Giuseppe Raffa e Claudio Severino Samperi, fino a quel momento rimaste prive di riscontri. Oggi Agrigento e Porto Empedocle festeggiano il loro santo patrono San Gerlando. A lui si deve la riorganizzazione della diocesi dopo la lunga occupazione musulmana che durò dall'829 al 1086. Sentiamo Di Natali. Oggi giornata di San Gerlando. San Gerlando è il patrono di Agrigento. Ricordare San Gerlando significa ricordare una grande figura di vescovo, perché è stato il più grande vescovo del secondo millennio. A San Gerlando toccò il grande compito di rievangelizzare la Sicilia, la diocesi di Agrigento, dopo che furono cacciati i musulmani. E dunque lui si presenta come vescovo, come apostolo, come colui che è inviato ad annunziare il Vangelo, a rifondare la Chiesa agrigentina, perché i musulmani avevano spiazzato tutto. Ricordare dunque San Gerlando significa il dovere di ogni credente di portare l'annunzio ai lontani, l'annunzio di Gesù risorto, di Gesù che è la nostra speranza, soprattutto nei momenti difficili in cui un popolo vive. E oggi noi stiamo vivendo un momento drammatico con questa diffusione dell'epidemia ed è giusto e doveroso avere fiducia anche ricordando l'opera di evangelizzazione di questo grande vescovo che fu appunto San Gerlando. Ricordare San Gerlando significa nello stesso tempo avere fiducia verso una Chiesa che sia missionaria, significa anche guardare con serenità al futuro, significa riuscire a dialogare nella complessità in cui oggi noi ci troviamo, ma significa anche riproporre il pensiero evangelico in una società oggi segnata dal cosiddetto pensiero debole e dunque da una forma di nichilismo. San Gerlando dunque è grande perché è una luce, è una stella che brilla in un momento difficile in cui il popolo si trova. Ricordiamo che stasera noi avremo un momento bello qui ad Agrigento perché ci sarà la processione in onore di San Gerlando e siccome San Gerlando è il nostro padre, il nostro protettore, è giusto che noi, come figli, siamo presenti attorno a San Gerlando. Adesso uno sguardo al Carnevale di Acireale, che è considerato per definizione il più bel carnevale di Sicilia e il terzo d'Italia. Vediamo. Il Carnevale di Acireale, definito il più bel carnevale di Sicilia, è uno dei più antichi dell'isola. Tradizione, divertimento e destagionalizzazione di un turismo al ritmo delle atmosfere carnascialesche. Per Acireale il carnevale è sinonimo di allegria, buon umore, folla festante, ma anche di economia e sviluppo, grazie a un marchio che ogni anno richiama migliaia di turisti. Un programma che da anno in anno si allunga lungo i mesi di febbraio e marzo
Eventi, mostre, parate e il tanto atteso concorso che vede protagonisti maestri della cartapesta. E poi il sorriso di milioni di persone che giungono ad Acireale per ripagare il lungo lavoro dei maestri artigiani. È la presenza di questa moltitudine di volti, di voci e di maschere che rende eccezionale il Carnevale acese, che ha nei carri uno spettacolo unico ed indescrivibile. Bisogna essere lì per godersi ogni aspetto della passeggiata dei carri. In ognuno di essi c'è tanta tecnologia e tanta tradizione con la cartapesta che assume le sembianze più impensate. Maschere, coriandoli, luci, fiori, musica e soprattutto tanto calore umano animano per l'intero periodo del Carnevale le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale. Cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali gli artigiani locali, i maestri carristi, da anni esprimono la loro arguzia e fantasia, stimolando quella degli altri. Uno spettacolo unico da vivere in prima persona. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. L'influencer e blogger empedoclina Clizia Incorvai è stata squalificata dal Grande Fratello VIP dopo le frasi sul pentito Buscetta contro l'inquilino Andrea Denver. L'ex compagna di Francesco Sarcina delle Vibrazioni è stata così espulsa. Gli autori del reality hanno condannato le frasi di Clizia Incorvai: sei Buscetta, un pentito, io con i pentiti non parlo, dette ad indirizzo di un altro concorrente. Vediamo. Stanno parlando di te, della tua vocazione, che ho trovato incoerente. Che porti il caffè agli altri per andare a voti. Antonio, cosa lo stai facendo? No, l'ha detto Crizia, non l'ho detto. No, l'ho detto io, sono grande giocatore. Secondo te sono così ipocrita che se non avessi voluto parlarti... Ipocrita, sei un Buscetta, sei un pentito. Ma vergogna. Sei un Buscetta. Allora, senti, voglio sentire un buon giudizio esterno. Tu sei un pentito. Io sono un pentito, mi dispiace che tu stai tirando fuori queste cose perché tu sei un'oratrice, tu sei bravissima, io ti rispetto perché tu sei una persona intelligentissima e adesso vuoi usare la tua oratoria per colpire me, ma io sono debole perché io non sono là. Le mie lacrime non valgono nulla perché tu non ammazzi un fratello e poi cosa fai? Fratello, non sei una sorella, io ti volevo bene tutti. Perché tu sei un maledetto, Buscetta, pentito. Sei un pentito. Io sono un pentito. Sei un pentito, tu sei un Buscetta. E io non parlo. Tu sei bravissimo con le parole, ti ho sempre stimato. Tu sei bravo con le parole. Il tuo corpo. Tu sei un pentito, io non parlo di pentiti, ok? Io parlo delle persone che hanno 4 anni così. Ah, io no. Tu non hai. No, vabbè. Nel messinese zia Oliva Sanguedolce festeggia 105 anni. C'è il servizio. Pettineo in festa per celebrare il compleanno speciale della sua concittadina ultracentenaria. Sono ben 105 le candeline spente dalla signora Oliva Sanguedolce, un importante traguardo raggiunto da una donna forte, tenace, briosa, con una mente lucida e vivace, un sorriso contagioso, un traguardo che ha portato un clima di festa nella piccola comunità di Pettineo. In tanti hanno voluto prendere parte al compleanno speciale della signora Oliva Sanguedolce, che si presenta in forma lucida e pronta a farsi fotografare dai tanti parenti e amici presenti.
assenti. La signora per 37 anni ha gestito un negozio di alimentari nel piccolo comune. La nonnina è stata festeggiata nella sua abitazione alla presenza dei figli, di molti parenti e amici di famiglia. A celebrare questo grandissimo traguardo c'era anche il sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino, e molti componenti dell'amministrazione comunale. Non poteva essere diversamente perché un traguardo del genere porta grande orgoglio alla città di Pettineo e a tutta la sua numerosa famiglia. Il sindaco Ruffino e l'amministrazione comunale sono giunti nella sua abitazione per farle gli auguri e donarle un grazioso omaggio floreale a nome di tutta la cittadinanza di Pettineo. Presente anche il parroco di Pettineo, Don Giuseppe Capizzi. Con una videochiamata la zia Oliva ha ricevuto anche gli auguri da un nipote da Miami. Auguri alla signora Oliva Sangue Dolce per il suo 105° compleanno anche dalla redazione giornalistica di Onda TV. Adesso lo sport, calcio, eccellenza, l'Acragas raggiunge il Canicattì Calcio. Vediamo. Il Canicattì perde una grande occasione per poter mantenere a debita distanza l'Acragas, pareggiando col Mazzara si fa raggiungere in classifica dalla squadra biancazzurra. È vero anche che l'avversario dei canicattinesi era una squadra molto quotata che ha lottato dall'inizio alla fine alla ricerca di quel gol che avrebbe avuto il sapore di beffa per i biancorossi allenati da Pippo Romano. Il campionato che noi dovevamo fare è questo, ha commentato l'allenatore del Canicattì, riferendosi anche al fatto che il Dattilo ne ha approfittato per allungare la falcata a ben 8 punti di distacco, non per vincerlo sicuramente, perché all'inizio i propositi della società erano quelli di fare un campionato con un buon livello ed entrare nella griglia dei playoff e cercare di trovare la migliore posizione in classifica. Chiaramente adesso per il Dattilo, quando mancano 7 giornate al termine, le cose si mettono bene, ma io voglio parlare della mia squadra e di questa partita col Mazzara. Abbiamo incontrato, dice Romano, una squadra tosta, difficile. La mia preoccupazione era che al Mazzara mancavano alcuni dei più elementi più rappresentativi. Paradossalmente avrei preferito che giocassero quelli effettivi, perché nella fase della preparazione della gara ho visto i miei giocatori un po' rilassati. Il fatto che mancavano giocatori importanti all'avversario probabilmente ci ha fatto avere un approccio alla gara diverso da quello che solitamente abbiamo. Romano non nasconde la delusione, ma rimarca che il suo Canicattì ha conquistato un buon punto contro una squadra battagliera e non ha gradito la direzione arbitrale. L'unica cosa che mi dispiace in questa partita è stata la direzione arbitrale, dice Romano, e non perché ho pareggiato, perché se avessi vinto avrei detto le stesse cose che sto dicendo. Un arbitro che ha condizionato la partita sin dall'inizio con tante ammonizioni, specialmente tra i miei difensori, che potevano essere evitate. L'arbitro che ha diretto la sfida della 23esima giornata del campionato eccellenza era il... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.